Tutto pronto per la quarta corsa, una condizionata che chiama non vincitori di 3.750 euro nei 12 mesi. Chiamata che agevola ovviamente i cavalli che hanno corso poco o niente, come Benza S e Azteco dei Greppi, che sembrano nettamente declassati nel contesto. All'1 Vasterbo Sky High, 2 Bella, 3 Bella Stella, 4 Verace Chi, 6 Benza S in seconda fila, 7 Azteco dei Greppi, 8 Cupido GSO. Macchina che inizia a prendere velocità, si ritrae Benza S e si parte con la velocità di Bella Stella che scavalca Bella, poi Verace Chi. Si approccia alla prima curva con il comando Bella Stella nei confronti di Bella, progredisce all'esterno Benz AS, mentre Bella si dà il cambio con Bella Stella e passa a condurre. Benz AS all'esterno, terza posizione alla corda per Verace Chi, poi Vasterbo Sky High, con accanto Azteco dei Greppi, alla retroguardia c'è Verace Chi, 400 metri in 29,8. Bella che corre davanti, nella sua scia c'è Bella Stella, di fuori scoperto Benza S, poi Verace Chi, quindi Vasterbo Sky High. Seconda pariglia per Azteco dei Greppi, quello alla retroguardia, Cupido GSO, 45,2 per i primi 600 metri di corsa. Da parte di Bella, che si mantiene al comando, Benza S di fuori, con in scia Azteco dei Greppi. Secondo in corda è sempre Bella Stella a precedere Verace Chi e quindi Vasterbo Sky High. 1 minuto per i primi 800 metri di corsa, prova a farla pesare agli avversari Bella, che continua a camminare, chilometro in 1,15. Tutte frazioni costanti per Bella, si mantiene in vantaggio. Ora Benza S fa sul serio, passa all'attacco, mette sotto pressione la rivale a 400 metri dalla conclusione, retta di là in 14,2, accelerazione secca da parte di Benza S, che mette quasi tutta la figura davanti a Bella, non può scendere lungo i birilli però perché l'avversaria gli tiene le punte. Azteco dei Greppi scatta in terza corsia all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Benza S in vantaggio, Azteco dei Greppi che va al suo attacco, si difende Benza, attacca Azteco, Benza in vantaggio, Azteco dei Greppi che attacca all'esterno. Nel finale però Benza S respinge Azteco dei Greppi, al terzo posto finisce ancora Bella Stella. 1:13,9 ragguaglio cronometrico, facile successo di Benza S e Alberto Garruto in salchi per il Team Elert e i colori della scuderia Altea. Schema decisamente più duro del previsto, visto che Bella ci ha provato al comando, tentativo velleitario però, perché Benza AS e Azteco dei Greppi sono di altra categoria, fanno primo e secondo in maniera abbastanza netta. Al terzo finisce il 3 di Bella Stella.